alla Rodigium Nuoto non ci si ferma mai. Appena terminati i lavori di completamento dell'impianto natatorio con l'aggiunta di una nuova area per bambini, già si pensa a future migliorie. Vogliamo anche completare questo impianto, vogliamo renderlo sempre più bello, un parco fiorito, realizzare altre strutture, ampliarlo e completarlo. Tra le nuove idee in cantiere la costruzione di campi per giocare a beach volley e ad altri sport all'aria aperta. L'obiettivo è quello di costruire 2 campi da beach volley e beach tennis, prossimamente spero per fine giugno, se no i primi di luglio, e in un futuro, non si sa quanto prossimo, però l'obiettivo è quello di costruire un campo da calcetto in erba sintetica. Adesso non abbiamo ancora definito i tempi e i periodi, ma gli obiettivi sono quelli di portare più sport all'interno di questo centro natatorio. Quello che si vuole fare alla Rodigium è appunto cercare di dare un'offerta quanto più possibile ampia e diversificata. Ed in questo senso lo sport dà una grande opportunità. Di sport se ne possono praticare parecchi, a partire dal nuoto, abbiamo una squadra di triathlon all'interno di questa società, porteremo il beach volley, il beach tennis, il calcetto prossimamente, quindi si spera di riuscire a accontentare una buona fetta di Rovigo, ecco, per quanto riguarda gli sport in generale. E in mezzo a tanti sport c'è anche qualche cliente affezionato che avanza delle richieste. Alla Rodigium si cercherà di accontentare proprio tutti. Io ho iniziato da quando l'hanno aperta, perché frequento comunque la piscina dentro. Quest'anno è molto meglio dell'anno scorso, anche perché chiaramente è cresciuta l'erba, ci sono gli alberi, è un impianto che ci voleva a Rovigo. Mancherebbe, noi stiamo premendo per avere qualche altro impianto sportivo. Ne vorremmo anche la parete per arrampicare, speriamo, perché so che degli impianti vicini ce l'hanno. Benessere ed attività all'aria aperta sono le carte vincenti dell'impianto. Sicuramente è una miniera di benessere, comunque di attività e di opportunità nell'ambito sportivo in genere, proprio, non solo dal punto di vista acquatico o natatorio. E l'attività sportiva per eccellenza, cioè il nuoto, prosegue nella vasca da 50 metri, mentre nell'area verde c'è spazio per il puro e semplice divertimento. In questa zona adibita a nuotatori, sia ovviamente agonisti che amatori dello sport, insomma. Di là un po' più per le persone che vogliono comunque fare i goliardici, ecco, chiamiamolo in questa maniera. E gli utenti sembrano apprezzare l'offerta della Rodigium, l'ambiente è l'ideale per rilassarsi e fare nuove amicizie. L'atmosfera è solare, rilassata, i bagnini sono efficienti, però non aggressivi, e quindi io direi che il voto può girarsi fra l'8,5 e il 9. Per chi frequenta spesso la piscina è facile ritrovarsi, quindi si trovano sia gli agonisti sia i nuotatori comunque abituali, poi frequentata anche da famiglie e anche da tanti giovani, poi fai amicizia, insomma, basta avere un po' di spirito e di voglia di divertirsi. E la simpatia dei clienti davanti alle telecamere di Zona Nuoto non fa che dimostrarlo. Siamo già guardati un po' da tutti in giro, che ci guardano, difatti salutiamo tutti che ci stanno guardando, salutiamo anche i nostri telespettatori.